originaria di Bugerru, dove purtroppo non si parla la lingua sarda, perché è un paese giovane ed è un paese che si è formato con l'arrivo di tante persone che provenivano da tutta Italia. Partendo da quello che ho appreso nel convegno di oggi, vorrei in qualche modo fare qualcosa di positivo e propositivo per Bugerru, soprattutto per quanto riguarda le scuole, perché partendo dalle scuole poi si arriva a quello che è l'obiettivo, cioè quello di conservare quello che è un nostro patrimonio, cioè una lingua che sta andando effettivamente a scomparire.